Acchiappa l'idea! Oggi vediamo assieme la stuccatura e la colorazione del presepe in stile napoletano. Bentornati amici ed amiche qua su questo video di Acchiappa l'idea. Ci eravamo lasciati lo scorso video con il mio presepe in stile napoletano. È questo qui, vedete che in realtà ha ancora le casette che sono tutte mobili. Perché? Perché prima di fissare definitivamente le voglio andare a stuccare e a colorare. Allora, se vi siete persi lo scorso video ve lo lascio linkato qua sopra e anche qua sotto in descrizione e comunque sul canale. Ma vi volevo dire che la cassetta che ho utilizzato era leggermente imbarcata, quindi ho aggiunto questo pannello sotto, che è un pannello qualunque che ho recuperato e che mi serve per dare un po' più di rigidità e per togliere appunto quell'effetto barca che aveva la cassetta stessa. Detto ciò, la scheda progetto dello scorso video dovrebbe essere anche di questo, ma mi sono accorto che dare solo 3 su 5 come tempo necessario forse sono stato un po' scarso, quindi a questa scheda progetto qui aggiungiamo un altro ballino per quello che riguarda il tempo. Per quello che riguarda invece il costo lo confermo un 2 su 5, che vuol dire tra i 10 e i 20 euro. Secondo me si può stare circa sui 15. Per questo cartone qui non ho speso niente, ho usato un po' di colla caldo ma il cartone era tutto di riciclo. In questa puntata che cosa utilizzeremo? Dello stucco. Questo l'ho comprato dai cinesi, ma si trova anche nei brico center tipo Leroy Merlin e similari. Questo pacchetto l'ho pagato 2 euro. Poi un poco di colla vinilica, della segatura, della sabbia, volendo del pietrisco fine o della ghiaietta raccolta anche per strada. Questa qui che è dell'erba raccolta, tagliata, seccata e tagliata molto fine con le forbici. E poi per fare gli impasti, se volete, al posto della segatura e della sabbia potete usare anche della polvere di caffè usata, che ci serve per aumentare la granulosità dello stucco. E mi viene da dire basta, però magari mentre poi lo facciamo ci vengono in mente altri materiali che vogliamo aggiungere e ve li faccio sapere, ma tanto saranno sempre materiali economici che uno potrebbe già anche avere in casa. Allora, uno dei trucchi che utilizzo quando devo andare a fare qua le casette del presepe è quello di iniziare a differenziare i vari pezzi già in fase di stuccatura, cioè non fare con la stessa pasta tutti i pezzi e poi differenziarli soltanto con una fase di colorazione, ma fare impasti diversi a seconda un po' delle zone. Tipo questa qui dovrà sembrare proprio di sasso e quindi andrò ad aggiungere magari già della sabbia dentro all'impasto, mentre invece la parete qua di queste case dovrebbe essere una specie di intonaco e quindi magari lì vado a mettere della segatura in modo da fare un intonaco grossolano. I tetti, magari questo qui che è fatto di coppi, faccio già una pasta che sia un po' rossa, mentre invece questo tetto qui lo farò grigio scuro, che dopo andremo a inschiarire, ma vediamo. Utilizzeremo lo stucco come legante. In alternativa allo stucco si può usare anche il gesso, che ha il vantaggio che asciuga prima, però è un po' meno adesivo, oppure il cemento. Lo stucco ho pensato che è il materiale che magari avete di più in casa e quindi utilizzerò questo in tutti gli impasti. Altrimenti per le parti di pietra secondo me il cemento sarebbe anche meglio dello stucco, ecco. Per impastare io ho questo bel ciotolino che è di gomma e quindi una volta che poi si dovesse seccare dentro del prodotto lo si stacca molto bene. Se non avete un ciotolino così vanno benissimo anche ciotole qualunque, ecco. Poi ho una spatolina, se l'avete piatta in fondo forse anche meglio, comunque io ho questa spatolina qui e utilizzeremo anche dei pennelli che ci aiuteranno a distribuire i prodotti. Non perdiamo tempo, per lo stucco la base dice in volume un volume d'acqua con 2 volumi di polvere. Quindi
Per il primo impasto metto dello stucco, un pochino d'acqua, della segatura e del Vinavil. La segatura ci aiuta per rendere già appunto il nostro intonaco un pochino più irregolare, ecco. Con questo intonaco non vado a fare tutte le casine, ma faccio questa qui che andrà lì. Qua faccio queste scale che utilizzo questa spatolina che avete visto per distribuire appunto l'intonaco. Utilizzando lo stucco al posto del gesso, la pasta già di base è più adesiva e l'aggiunta del Vinavil non fa che migliorare. Ora invece vado a fare un altro impasto con invece della sabbia, sempre un pochino di Vinavil e un pochino di stucco, la sabbia al posto della segatura. Ci ho messo anche un pochino di grigio già dentro a questo intonaco qui, e questa parte qui la vado a dare e renderà un pochino l'effetto pietra, quindi lo vado a mettere su questo arco qui che sarà quello della grotta, e su questa casina qui che sarà quella che andrà lassù in cima. Poi faccio questo pavimento e le scale lì sulla destra. Adesso ne vado a fare un altro mettendoci invece delle pagliuzze e un pochino di colore giallognolo di base, in modo appunto da ottenere un impasto diverso, e vado a fare qualche altro pezzo di casa. Per quest'altra qui vedete che ho già un colore rosato perché ci ho messo un pochino di rosso e di bianco, e vado a darlo su quest'altra casa qui, sulle parti che poi si vedono. Il davanzale invece lo farò dopo dandogli l'effetto pietra. Adesso vado a fare un altro effetto pietra per qua quella specie di arco che sarà dietro. Vedete che ho fatto anche il davanzale, e vado a fare questa parte qui di questa casetta sotto, di questa specie di arco che andrà lì al centro del presepe. Adesso un altro intonaco con sempre della sabbia per fare le pareti della casina centrale alta. Passo anche quelli che sono i tetti, sempre con delle paste un po' variabili, in modo che non abbiano proprio lo stesso effetto. Generalmente per il tetto preferisco utilizzare la sabbia come granulosità, ecco, perché alla fine sono pietre che dovrebbero sembrare tipo di arenaria, e quindi vado a fare appunto i tetti. Qua faccio le tegole hanno bisogno di meno sabbia secondo me. Poi ora sempre con la sabbia, vedete, finisco di fare anche questo tetto qui. Alcuni tetti li tengo un pochino più rossastri, altri un pochino più marroni e altri un pochino più grigi. Infine, con un impasto sempre direi con della sabbia, vado a fare anche tutto il pavimento. In questo momento è un po' tutto grigio uniforme, ma poi lo differenzio come vedete, e tanto sarà ricoperto con delle pagliuzze o della segatura. Bene, sono passate più di 12 ore da quando ho dato la pasta ed è tutta bella secca e aderente alle strutture. Vedete che i colori si sono un po' uniformati, generalmente si è tutto schiarito, questo è un rosa molto più intenso, adesso è diventato molto più tendente al bianco. Adesso vado a comporre il presepe, posizionando i pezzi nel punto dove dovrebbero andare, e poi lo riguardiamo assieme per vedere come sta venendo. Ho visto che i pezzi non stanno proprio in posizione, quindi adesso aggiungo qualche altro pezzettino di cartone utile a far sì che si incastrino e stiano poi nella posizione giusta. Per esempio questo tende a scivolare verso il basso, mentre invece dovrebbe stare circa a questa altezza qui. Per incollare i pezzi di cartone la cosa più pratica è sempre la nostra colla a caldo. Utilizzo anche degli stuzzicadenti, degli stecchini da spiedino, per rinforzare un po' il cartone in modo che non rischi di piegarsi, come vedete. Sono sistemate, ovviamente adesso stanno in piedi, però non sono definitive perché dobbiamo fare la fase di colorazione. Per colorare utilizzerò degli acrilici che sono già tinte naturali, però se avete anche dei colori base come possono essere questi semplici acrilici di Tiger vanno bene anche questo. Ricordatevi però di non usarli
così, esattamente così, magari il marrone può anche andare bene, però se vi serve del giallino o del bianco dovete andare a sporcare un po' i colori, quindi a miscelare magari il bianco con una puntina di marrone o con una puntina di verde, fare dei colori che non siano colori primari, colori accesi, ma che siano un po' pastello, un po' appunto come fossero invecchiati dal tempo. Vedete che questa è già un pochino più rosina, questa un pochino più bianca, questa un pochino più giallognola. Qua appunto vedremo di differenziare un attimo per far risaltare il piano rispetto al davanzale, rispetto alle altre parti. Nella struttura invece del presepe questi buchi che vedete saranno poi colmati con del sughero e del muschio, quindi non preoccupatevi se da alcune parti si vede poi ancora il cartone. Generalmente io per dare un po' di profondità e differenziare vado a dare una mano a colore più scuro però a pennello bagnato, in modo che si infili e vada in profondità e faccia tipo l'effetto ombre, e poi dopo che si è asciugato vado a dare a pennello asciutto una mano di invece colore più chiaro. Allora, come pennelli va bene quello che avete, però se vi devo dare un consiglio, con i pennelli a setola morbida dare il colore bagnato e con i pennelli a setola dura dare il colore asciutto. Il colore bagnato deve essere bello diluito e va dato in quantità per evitare che sia coprente, mentre invece il colore asciutto va dato con una tinta forte, quindi poco diluito, però in poca quantità. Si dice pennello asciutto perché prima si va a togliere molto colore dal pennello prima di passarlo leggermente sopra le emergenze. Un'altra cosa che bisogna fare è quella di differenziare, cioè rendere una tegola diversa dall'altra per evitare che sia un monoblocco, che sia un po' artificiale. Un pochino l'ho già fatto, vedete qui, questa qui è già un pochino più scura di questa che è un pochino più rossastra. Uno degli effetti che è venuto meglio già con la prima passata è questa scala che appunto ha già un pochino di effetto. Parto con prendere dei colori rossi, però non un rosso primario ma sporcato un pochino di marrone, e vado a fare qualche, in particolare qualche delle tegole, variando un po' la tinta fra una tegola e l'altra. Poi adesso utilizzo questo che è un acquerello già liquido, però se non l'avete va bene anche del colore scuro, del grigio scuro molto diluito, e vado a fare delle zone un pochino più scure come quell'arco e poi delle zone lì intorno alla grotta. Vado a inscurire quella che è appunto la grotta della natività, che deve avere un aspetto di pietra. Poi con invece una tinta più ocra, più marroncina, più giallognola vado a fare quella casetta lì, e con una specie di marrone vado a fare il tetto della casa. Vedete che non do una passata uniforme a tutto, ma vado a differenziare le tegole come vi ho detto prima. Con una tinta sempre marroncina ma non uniforme faccio la zona sotto degli archi e anche quelle altre zone qua, il lato di quella casetta con una tinta un pochino più rossastra, e poi anche quel pezzo lì della casetta ma tenendo una tinta leggermente più marrone e meno rossastra. Le casine si sono asciugate e non mi convincono ancora del tutto perché sono ancora un po' troppo uniformi. Ho deciso che alcune, come questa e lo sfondo qui e questa parte qui, adesso le farò più bianche, mentre altre le andrò ulteriormente a scurire e a rendere un po' più a macchie, perché secondo me dovrebbe venire meglio. Prendo adesso quindi questo che è un acrilico bianco che però mi convince il giusto, e allora ho trovato che avevo in cantina questo barattolo qui che è direi una tempera da muro bianca, che invece leggermente poi sporcata fa il caso nostro. Vedete che vado a fare qualche zona che la voglio rendere un pochino più diversa dal grigio che abbiamo poi intorno, e quindi utilizzando i colori che poi si hanno si riesce a differenziare. L'importante è non fare delle macchie uniformi, delle pennellate nette, ma lasciare tutto sfumato. Come vedete sto facendo alcune tegole un pochino più chiare, però un pochino più chiare, ecco, non con un bianco impattante. Adesso vado a scurire sempre il nostro arco
perché non mi convince ancora come viene, quindi continuo a dargli dello scuro finché non mi piace. E poi inizio a dare a pennello asciutto qua i tetti delle casine e con delle tinte biancastre che vadano un attimo a essere sempre molto sfumate, molto tenui, ma che diano appunto l'idea della profondità. Cerco di stare sulle emergenze e non tanto nelle fessure, così appunto il presepe rende e ha profondità. Do con sempre un pochino di tinte varie delle macchie in qua e in là, in modo appunto da rendere un pochino più antiche tutte le nostre casine, un pochino più rovinate dal tempo, che secondo me rende molto bene l'effetto. E anche qua nella casina rosa. Molto bene. Allora, nel frattempo che ho finito di colorare qua la nostra struttura, come vedete mi sono anche tagliato la barba. In realtà domenica è stato il compleanno di mia nonna, Maria, che è comparsa come ospite in qualche video passato. Ha fatto 95 anni e dato che mi chiedeva spesso di tagliarmi la barba, ho deciso di accontentarla e quindi le ho fatto questo regalo di compleanno. Va bene, a parte questo, direi che abbiamo finito qua il nostro presepe per quanto riguarda la fase di colorazione e la fase di stuccatura che abbiamo fatto all'inizio di questo video. Sono abbastanza soddisfatto. È tutto un po' grigetto, devo dire, ma il pavimento verrà poi ricoperto di pagliuzze e di segatura, quindi assumerà un altro colore. Un'altra cosa che darà del colore qua al presepe sarà poi il muschio, che sarà verde, e il sughero, che sarà marrone, e quindi differenzierà un po' rispetto al bianco e il grigio che abbiamo in questo momento. Nel prossimo video vedremo anche l'inserimento delle luci e la creazione di quelle che sono le porte, le finestre e le tende, adesso quello che vorremmo mettere qua nel presepe. Detto ciò, fatemi sapere se vi è tutto chiaro per questo passaggio qui e noi ci vediamo domenica prossima con la terza fase del presepe in stile napoletano, oppure in un'altra idea creativa. Ciao! Scusate, mi sono dimenticato. Prima di salutarvi vi ricordo che esiste il canale www.acchiappalidea.com dove presento le mie creazioni e se volete vendo anche gli oggetti che ho costruito. Va bene, dai, ciao, alla prossima!